Vincono le difese al campo Roma, finisce 0-0 tra Romula e Procalcio Tor Sapienza. I ragazzi di Romano, già qualificati per i playoff in pieno turnover, fermano sul pareggio la squadra ospite che invece non ha centrato la qualificazione e vuole chiudere in bellezza il proprio campionato. Tor Sapienza che saluta dunque la competizione con una prestazione comunque importante dato l'avversario di rilievo. La partita inizia subito forte e dopo solo 3 minuti di gioco questo tocco di mano di Canassi viene sanzionato dall'arbitro con il calcio di rigore. Sul punto di battuta va allora Pietrini che angola bene ma trova la super risposta di Bertini che si allunga e para, annullando la grande occasione avversaria e tenendo a galla la Romule. Dopo un inizio di gara un po' passivo prende coraggio la squadra di casa che al 12esimo si affaccia per la prima volta nell'area avversaria. A cercare il colpo di testa è Santini che però non trova la porta. A provarci pochi minuti dopo è ancora il Tor Sapienza con Innocenzi che serve bene Bichi. Il 10 manda al bar l'intervento del difensore e mette un cross teso. Sullo spiovente in aria si coordina Pietrini che gira in rovesciata e cerca un gol che sarebbe stato straordinario. Al 20esimo ecco allora la risposta della Romula con Lopardo che sposta la palla e prova il tiro a giro. Brivido per Barbaro che può solo guardare e sperare. 5 minuti dopo arriva un altro Eurogol sfiorato. Sul lunghissimo rilancio della difesa si avventa Micillo che al volo cerca il tiro di prima. Palla che si abbassa ma non c'entra lo specchio. Allo scadere della ripresa ci prova allora Bichi che riceve la sfera sulla tre quarti, fa qualche metro, palla al piede e scarica un tiro pazzesco che per poco non trova l'angolino. Anche qua da apprezzare comunque il gesto tecnico. Dopo un primo tempo acceso si abbassano molto i ritmi, le due squadre quasi non attaccano più. Al 10° minuto ci prova allora Lopardo che libera il destro e calcia in porta. Non si fida il portiere che non lascia scorrere e mette in calcio d'angolo. L'unica altra occasione del secondo tempo vede ancora Lopardo protagonista. Dopo un'azione sulla fascia destra, una ribattuta difensiva favorisce proprio il giocatore in maglia 7 che prova il tiro ad incrociare. Conclusione che sfila di poco al lato del portiere. Al termine di 45 minuti davvero poco emozionanti, fischia 3 volte l'arbitro. Tor Sapienza che gioca così gli ultimi minuti del proprio campionato. Scalda invece i motori la Romula in vista delle fasi finali.